Amiche e amici di Calcio a 5 Live, buon pomeriggio, un saluto cordiale da Marco Marini. Siamo qui al Circolo Tevere Remo per presentarvi la partita tra la formazione di casa, la Tevere Remo, e lo Stimigliano. Una partita di esordio per quanto riguarda il campionato di Serie C2. Sta per cominciare quindi la prima giornata del girone D del campionato di Serie C2, partiti ora. Guancioli. Dentro ancora la palla per Signorelli che fa spallate. Ottimo questa, almeno dal punto di vista agonistico, questa iniziativa del Tevere Remo, che con Signorelli adesso mette la palla dentro a Guancioli e la palla va fuori di un soffio. Lo Stimigliano che in queste prime fasi sta soffrendo un po' la Tevere Remo, però quando va avanti, pur non essendo molto cinico, però sta dimostrando di creare dei pericoli, come in questa circostanza dove Pampana reclama un calcio d'angolo. Vediamo che dice l'arbitro. Sì, calcio d'angolo, tipo appunto questi interventi con lancio in profondità, il passaggio di Proietti e Pampana che con un diagonale, ma ancora Proietti al volo, tenta il tiro e la palla sfiora il montante. Guancioli dentro, bello il servizio interno dentro e per poco non ci scappa il gol, ma la palla viene ripallata, quindi adesso va Guancioli dentro, la palla arriva a Masci, nemmeno esce, riparte ancora. E adesso sfiora il gol. Valenti ancora si avvicina a Borgucci, ma preferisce darla a Pagani si incuna il tiro, tenta il tiro, rimpallato e la passa a Signorelli sulla sinistra. Signorelli viene fermato bene da Pagani, che adesso può sfruttare questo contropiede. Pagani ci prova, la palla viene rimpallata dal portiere, ma ancora Ferraioli e segna. Ferraioli, Cristiano porta in vantaggio lo Stimigliano. Ci prova ancora adesso Signorelli a dare una scossa alla squadra. Signorelli, il tiro e pareggio immediato di Paolo Signorelli. Ancora ci prova, tiene palla bene, difende la palla Natili che reclama un fallo, ma riparte ancora la Tevere Remo. Fasi coincitate con il tiro di Maccaferri, che la palla viene presa adesso da Natili che prova a farsi fare, ma viene ripresa ancora. Guancioli allora la dà sulla destra, Signorelli dentro e non riesce il tap-in. Ancora Guancioli per Maccaferri. In questo momento finisce il primo tempo che diciamo ha riservato come sorprese soltanto i 2 gol nell'arco di un minuto, ma per il resto è stata una partita più agonistica che tecnica e tattica. E quindi la palla sarà nuovamente per la Tevere Remo. Castroni ci prova, la palla va fuori dell'area di rigore dello Stimigliano, che adesso prova in questo momento Urbanetti, sfiora il montante destro. Momentato è lo Stimigliano che prova a portarsi avanti. Proietti, il tiro da lontano, altro tiro da lontano di Proietti da Castroni che fraseggia con il compagno. La palla torna nuovamente a Guancioli che tira e sfiora il palo alla destra di Romano. Con Pagani si lamentano di un fallo di mano, ma riparte ancora Pagani dentro, il miracolo di Lucarelli tra le polemiche della formazione di casa che lamentava un fallo di mano dello stesso Pagani. Si riparte con un calcio d'angolo però per la formazione ospite. Ancora ci prova adesso, la palla arriva ancora allo stesso Pagani contrastato, l'arbitro non dà il fallo, allora può partire in contropiede la Tevere Remo. Romano bravissimo ad evitare il 3-1
con un colpo di Reni da gran portiere, grande intervento di Romano che salva dal 3-1 la sua squadra. Guancioli posava adesso per commettere un grave errore. In questa circostanza Cerasaro a mettersi davanti, a evitare un gol praticamente fatto. Adesso che cosa sbaglia? Pagani adesso cerca il compagno, ma Guancioli intercetta bene, prova adesso a far ripartire la sua squadra, sempre Guancioli smarca un giocatore, un altro, il tiro e la palla sfiora il gol. Ci prova adesso ancora Urbanetti, un tiro brutto che però viene ripreso da Ferraioli lotta in area, lotta contro i giocatori, Ferraioli adesso si lamenta di un fallo ma l'arbitro lascia continuare e quindi può ripartire Castroni per Cerasaro passa Giammasci subito dentro, bellissima questa azione della Tevere Remo che con Antonica segna il 3-1 per la Tevere Remo. E si riparte, riprende ancora il pallone la formazione di casa, adesso con ancora ci prova ancora la Proietti difende il pallone contrastato in un primo momento, ancora ci prova Natili, ma Castroni dentro per Carfagna, ancora ci prova Guancioli, tanti lanci lunghi, Castroni ci prova adesso, Carfagna in tiro, la palla viene adesso presa da Castroni il tiro, ottimo Romano che riesce a bloccare sul pallone, ma ancora la Tevere Remo che guadagna un pallone, ruba il pallone a Pagani, Castroni e calcio di punizione tra le lamente di Pagani che viene anche ammonito. Ha qualcosa da ridire Pagani sull'arbitro, ma non credo per questo intervento quanto per gli interventi precedenti dei giocatori della Tevere Remo. Infatti si lamenta dicendo che ha preso già tante gomitate quindi vediamo Castroni si fa dare la palla, il tiro, il Romano è bravissimo, adesso ci prova Pagani con un tiro velleitario e riparte ancora adesso la Tevere Remo che impegna con Carfagna, Romano avanti, Ferraioli ci prova, Ferraioli difende bene il pallone, un pallonetto che la palla con il portiere che smanaccia, adesso la palla arriva a Guancioli, il passaggio a Carfagna il tiro ed è Urbanetti che senza pensarci mette la palla in calcio d'angolo, fallo laterale. Castroni ancora si fraseggia col compagno di varia del pallone, la palla arriva ancora a Signorelli, il tiro, palla Romano, ancora Signorelli, prova Masci con un po' di difficoltà riesce a liberarsi del giocatore, a far ripartire l'azione e finisce in questo momento la partita. La Tevere Remo batte la formazione dello Stimigliano per 3-1, quindi primi 3 punti stagionali per la Tevere Remo al termine di una partita non molto tecnica ma molto combattuta da entrambe le squadre, soprattutto nel corso della seconda frazione di gioco. Qual è l'obiettivo intanto vi siete fissati? Beh, sicuramente la salvezza, possibilmente senza passare dal play-out come siamo stati costretti a fare l'anno scorso. Quello è il primo obiettivo, poi quello che viene in più tanto è guadagnato, insomma. Che esordio è stato oggi, che emozione hai provato per questa nuova avventura, appunto per questa nuova annata, e quali cose positive hai visto ma anche quelle negative? Innanzitutto buonasera a tutti, sicuramente abbiamo preparato al meglio la partita tutta la settimana, stiamo lavorando da inizio settembre per questo nuovo inizio, quindi sappiamo quali sono i nostri limiti e sappiamo dove possiamo arrivare. Oggi è stata sicuramente una partita difficile perché ci siamo ritrovati sotto, per fortuna poi abbiamo ripreso la partita in mano, pareggiato e poi vinto, quindi la cosa positiva è sicuramente quella di aver proposto il nostro gioco, di aver creato tante occasioni. Quella negativa è che dobbiamo migliorare ancora sulla fase difensiva, chiudere meglio le ripartenze, soprattutto difendere meglio sui calci da fermo. Oggi abbiamo preso il primo gol, tra l'altro credo errore mio, poi dovrò rivederlo, dobbiamo migliorare su questo, però ecco, sono ottimista per la nuova stagione.